Buongiorno, vorrei dell'agnello. Mi dispiace, tutto finito, non ho più neanche un pezzo di agnello. Ma scusi, questo che cos'è Ho allora? prenotato. Mi dispiace. 35 agnelli e riordini dell'ultima ora fumati in questa macelleria di Oderzo. I trevigiani apprezzano la carne della tradizione e hanno deciso di non rinunciarvi per il pranzo di Pasqua. Selezionati all'origine gli animali solo nati, cresciuti e allevati in Italia, rispetto a un anno fa, qui le vendite sono triplicate. Ne abbiamo venduti una marea, però abbiamo solo scelto la qualità. Prodotto italiano che fosse allevato in Italia, quindi macellato nella nostra zona, e chi l'ha provato è rimasto soddisfatto e poi sono tutti ritornati. Se sulle vendite è guerra di cifre, il dato certo è che un italiano su due mangerà agnello durante queste festività. Caduti nel vuoto quasi gli appelli lanciati da celebri testimonial come Silvio Berlusconi, che di agnelli ne ha salvati 5, o i trevigianissimi Red Canzian, che ha dato il volto a una campagna VEG con la figlia Chiara. Consumi buoni in tutta la regione. Tra la foto che appare nei social in questi giorni di Berlusconi con l'agnellino in mano e invece quello che si trova nei banchi frigorifero delle macellerie, c'è una notevole differenza. La gente non perde la tradizione, l'abitudine, e siamo onnivori e quindi l'agnello viene mangiato. Non solo agnello, sulle nostre tavole spazio anche ad altri tipi di carne, con il trionfo di Messer Maiale nel lunedì dell'Angelo. Il maiale è andato via molto bene, anche perché c'è Pasquetta poi che serve per i grigliati, quindi le nostre salsicce, la nostra produzione, la costa e le bracciole, però sempre maiale veneto.